Buonasera a tutti. Ebbene Ennio. Grazie per aver accolto il nostro invito per la presentazione del primo libro che raccoglie le poesie di Salvatore Fancelli, che è Ramenazzo. Salvatore scrive poesie dal 1990, ma non aveva ancora pubblicato una sua raccolta di poesie. Sono davvero felicissimo di essere come Nur l'editore di un poeta come Salvatore, che conosco da vita, che frequentiamo adesso un po' più di rado, ma quando vivevo ad Orgali con maggiore frequenza, soprattutto alla fine degli anni 90, quando insieme a un gruppo di poeti orgalesi abbiamo costituito un'associazione di fatto per coltivare, apprezzare, condividere la poesia di questi poeti apprezzati, riconosciuti in tutti i premi letterari della Sardegna, e che ad Orgali avevamo costituito un piccolo cenacolo. E già allora Salvatore era un poeta apprezzato ovunque, ma non aveva ancora pubblicato un libro, che Ramenazzo è il suo primo libro, e gli auguriamo un grande successo così come merita. Sono raccolte nel libro solo una piccola parte della vastissima produzione poetica di Salvatore, e poi è una raccolta attenta, ponderata, ricca, e il lettore si renderà conto che si tratta di un poeta che ha dato linfa, vigore alla scuola di poesia orgalese, come da un po' di tempo stiamo sostenendo con questa iniziativa dei Tessidores. Le poesie sono 95, quasi tutte sono state premiate, almeno mi pare di ricordare che salvo alcune quasi tutte hanno ottenuto un premio in uno dei tanti concorsi di poesia in Sardegna, nonché cantate, come poi vedremo anche dal coro Prameseda. E davvero è con grande piacere che introduco la presentazione di questo primo libro di poesie di Salvatore. Salvatore è un poeta giovane che ha cominciato a scrivere poesie da ragazzino, forse già da quando era nella scuola media, a Siscusi, come allora si faceva. Poi piano piano è venuto fuori nei premi letterari e in uno stretto giro di persone anche qui ad Orgali. A presentarlo questa sera l'assessore alla cultura Fabio Fancelli, al quale che in rappresentanza del comune, che ha sposato e accolto e sostenuto questa proposta questa iniziativa editoriale, e non solo editoriale, dei Tessidores, che ha l'obiettivo di valorizzare questo prodotto così diffuso, così eccezionalmente diffuso come è la poesia ad Orgali. Sono almeno 10 poeti orgalesi che dal 1980 fino ad oggi partecipano e ottengono apprezzamenti e riconoscimenti in tutti i concorsi di poesia della Sardegna, e non solo, sono almeno 10. In più c'è anche un altro nutrito numero di persone ad Orgali che scrive, e mi risulta anche personalmente per via di relazioni personali, che hanno nel cassetto il loro libro di poesia.
Dicevo che il Comune ha accolto molto volentieri questa proposta di valorizzazione della poesia e dell'iniziativa dei Tessidores, e così come la cantina sociale che oggi ci ospita è rappresentata dal Presidente del Consiglio di amministrazione Lino Fancello, amico Lino Fancello, che è diventato amico della poesia dei Tessidores, offrendoci il sostegno non solo morale ma anche concreto, perché al termine poi di questa bella presentazione ci ritroveremo tutti nella sala degustazioni a degustare i prodotti della cantina, prodotti eccellenti della cantina sociale, così come amici dei Tessidores sono la Dolcearia Esca, che ci regala proprio per la degustazione al termine i dolci. Ringrazio Stefano e la famiglia per la sensibilità con cui hanno accolto e sostenuto questa iniziativa. E vorrei spendere due parole prima di chiamare il coro Pramaeseda, che ci introduce a questa serata e che canterà due poesie di Salvatore Fancello, e precisamente Iero e in Vita mia, e vorrei ringraziarli per aver accettato questo nostro invito, ma vorrei dire due parole ancora sui Tessidores prima di entrare proprio nel merito. Poi mi capiterà di tornarci ancora di questo libro specifico di Kerramenarzu di Salvatore Fancello, di cui ho avuto il piacere e l'onore, su invito di Salvatore, di scrivere anche un'introduzione. Mi soffermerò su alcuni passaggi importanti, a mio giudizio, che sono contenuti nella poetica di Salvatore, che mi piacerà anche condividere. Io chiamerei, proprio per introdurci alla serata, il coro Pramaeseda, il maestro Giampaolo Selloni, guidato e diretto dal maestro Giampaolo Selloni, che ci canteranno quindi Iero di Salvatore Fancello e Mundos di Montanaro. Tu canto al fiorito, sa terra montanina, che lo celestiale non compare una nube, la gente va su mare. Quando che il ma sa terra mechina non mi dà tanto male, casa cura te tu e torna bella miseria.
ringraziamo per l'accoglienza e l'ospitalità generosa. Buonasera, io sono qui per portare i saluti da parte di tutti i soci della cantina di Dorgali e del consiglio di amministrazione che rappresento. La cantina credo che non abbia bisogno di grandi presentazioni, almeno in un contesto come quello di Dorgali, perché credo che la conosciamo tutti, insomma. È una cooperativa che è nata nel 1953, nel 2013 ha festeggiato i 60 anni di vita. Credo che sia una delle attività più importanti nel contesto economico e sociale della nostra comunità. È un'azienda che ha 20 dipendenti, che lavora a circa 30.000 quintali d'uva, ha 225 soci conferitori, di cui gran parte naturalmente provengono dall'areale di Dorgali, ma si estende fino a Siniscola, fino a Oruni, a Orani, a Galleria, a Orosì, eccetera, eccetera. Non a caso ci sono altri 9 comuni limitrofi a Dorgali che conferiscono in cantina. Cosa dire della cantina? Vi annoio 2 secondi. La cantina è un'azienda che, come tutte le aziende, oggi naturalmente ha delle sofferenze dovute a una crisi economica generalizzata. Però siamo allo stesso tempo, nonostante una crisi economica generalizzata, soprattutto in Sardegna, diciamo così, e soprattutto anche in un comparto vitivinicolo che comunque, nonostante quello che magari si può vedere dall'esterno, ha un po' di sofferenza, la cantina sta cercando di reagire a questa crisi e sta cercando di mettere in campo tutte le azioni necessarie per far sì che comunque la valorizzazione delle uve che vengono conferite in cantina al socio vengano conferite con prezzi adeguati a quelle che sono le condizioni di mercato. Quindi in questi anni sono stati fatti diversi investimenti, la cantina all'interno è completamente rinnovata, non so quanti di voi abbiano avuto la possibilità in questi ultimi anni di visitarla all'interno, però rispetto al passato posso dirvi che è completamente rinnovata, soprattutto dal punto di vista tecnologico. Siamo un'azienda comunque all'avanguardia per quanto riguarda la tecnologia applicata in enologia, e questo è un grande vanto per noi, perché comunque abbiamo la convinzione che per poter rimanere nel mercato, per superare anche questa grave situazione di crisi generalizzata, bisogna investire, bisogna andare avanti e far sì che comunque di avere un prodotto di qualità da poter proporre in tutti i mercati del mondo. Infatti la cantina è presente in tutto il mondo. La cantina, oltre alle vendite che rappresentano circa il 70%